Lunedì 28 e come sempre alle ore 18, lunedì 28 alle ore 18 comincia una nuova puntata di Dove andranno a finire i palloncini. Ciao da Carlo. E Alberto, e Carlo già è carico a molla. Se cominciamo la settimana così con le rime non ho idea di dove andremo a finire. Dove andremo a finire? Ma oggi proprio scatenato, ragazzi, scatenato. Vi prego, non ce la faccio ad arrivare alle 19 così. Se volete fermarci 380 19 33 500 o 113 o 113 911, quello che volete, 118 115 oppure se vogliono vederci, e ve lo consigliamo, perché oggi la giacchetta oggi perché c'è freddino, freddino, non so, il condizionatore dovremmo spegnere. È che tu sei messo sotto il condizionatore, quindi arriva tutto a te. Facciamolo vedere, guarda, il condizionatore 10 gradi. Sì, dovete sapere che purtroppo io soffro molto il caldo, quindi una regola sulla quale non si transige è quella dell'amico. Il condizionatore quando entriamo deve avere una temperatura che si aggira, anzi che oscilla tra i 16 e i 16 e mezzo. Cioè ci sono i pinguini che ci stanno mandando, non vi dico dove. Sì, c'è Alberto e c'è anche Carmelo, che è il nostro regista, che è tipo che è così, non ve lo posso fare, però c'è è messo così, che si sta riparando con la felpa. Io qui maniche corte, tranquillo. Quindi il rapper di Boston. Scusa, Boston 7. non era di Boston il rapper di Boston. Vabbè, ma stiamo tergiversando. Stiamo tergicristallo quasi. Mamma mia. Quindi tutto questo per dirvi che potete vederci su studio90italia.it. Ma noi, come sempre, ci siamo anche stancati di dirvelo. Abbiamo delle cose impressionanti. Cioè, signori, se volete proprio divertirvi, tanto da sbattere con le auto, tanto da dover prendere ad accettate la radio, chiudere il computer, ci siamo noi per farlo. Ci siamo noi. Cosa devo dire? Andiamo in musica, però prima, quando andiamo in musica, noi vi vogliamo fare innamorare oggi. Capito? In che modo? Io oggi vi voglio donare questa perla che è Angelo Francesco Renga. Esatto, andiamo in musica. Un Sanremo, se non sbaglio, questa canzone. Noi innamoriamoci e ritorniamo subito dopo per distruggere l'incanto creato. Eccoci ritornati in studio 90 Italia. Sempre dove eravamo andati? Ma non lo so, magari tipo le persone nel frattempo hanno comprato il pane. È sempre lunedì, si ritorna. Bello, quando faccio queste interruzioni sensate mi diverto anche. Da solo ti diverti. E adesso io quindi mi vorrei allontanare dal microfono. Fai tutto tu. Allora, lunedì 28 novembre. Dicembre è ancora presto. Lunedì 28 novembre si avvicina quel periodo dell'anno che molti amano, molti un po' meno. Il Natale. Bravo. Senza leggere. Senza saperlo. Pensavo tipo l'avvento. Hai già pensato a cosa comprare a qualcuno per Natale? Ma se non so cosa regalare a me stesso. Io ci penso il 23. Se va bene. Poi dici, ma non sono arrivato a farlo. Niente. Non è che posso. Allora, c'è una scienziata americana. Sì. Che ha elaborato la formula matematica per il regalo perfetto. Un attimo che prendo appunti. Allora, fermatevi tutti. Allora, tutti quanti. Siete in macchina, 4 frecce accostate. Siete a casa, fermate carta tutto. Carta e penna. Adesso, tutto. Aspetta. Ok. La psicologa, anzi la professoressa di psicologia Karen Pine. Non mi interessa la formula. Ha messo a punto questa formula qui. Sì. Allora, vuoi detta la formula sì. Oppure A per 2? No. Ecco. Significato. Allora, ascolto. Per 2. Ascolto vuol dire prestare attenzione agli spunti che arrivano dal destinatario del regalo. Ascolto per 2. Ok. Più O. Però questo è in parentesi, giusto? Sì. Ok. Più O, dove la O sta per... Non me lo dire. Osservazione. Cioè devi osservare cosa il destinatario compra normalmente, in maniera tale da avere un po' un'idea di quello che gli piace. Ok. Più S al quadrato, dove S sta per sforzo, inteso sia come sforzo fisico, cioè girare per i negozi in cerca di ispirazione e portarsi tutte le buste, sia per sforzo psicologico, inteso come impegno messo nel capire questa cosa possa piacere, questa cosa non gli possa piacere, se gli regalo questo cosa pensa, se regalo quest'altro cosa pensa. Meno D. E questa secondo me è la parte fondamentale. Soldi. D. Denaro. D sta per desiderio personale. Desiderio Cosa vuol dire desiderio personale? Nel momento in cui tu fai il regalo a un altro, devi sottrarre la D, cioè il desiderio personale, quello che piace a te. Tu devi comprare una cosa che piaccia a lui. Se hai già fatto osservazione e sforzo. E all'osservazione e allo sforzo devi togliere il desiderio personale. Cioè, di solito le persone tendono, dice la dottoressa Pine, a sovrastimare la propria comprensione degli altri, attribuendo loro desideri e interessi che sono in realtà i propri.
tu pensi, secondo me ad Alberto, non so, quel portafogli lì potrebbe piacere. In realtà tu non lo pensi perché... È il mio? Sì. Tu non lo pensi perché credi davvero che ad Alberto possa piacere. Tu pensi, a me piace, quindi penso possa piacere anche a Alberto. Spaziale. E infine, più la E. La E sta per, e questa è un'altra cosa abbastanza importante, empatia. Cioè le capacità di recepire le emozioni altrui che sono determinanti per la scelta del regalo. Posso intervenire dicendo... Certo. Ma si è dimenticato qualcosa. I soldi. Fratto soldi. Fratto soldi. Soldi. Ecco, ora è perfetta. Se poi insomma a tutte queste cose aggiungete un budget di 2,20 €, potete fare ben poco. Ecco, comprate 2,20 € di Goledor, ve ne vengono ben 220, mamma mia, e avete fatto ben 220 regali. 220, quanto costa? Un centesimo? No, che sto dicendo, uno è 10 10 centesimi, quindi vengono 22. Ah beh, 22 gol sono abbastanza, cioè ci fai un pacco. Sì. Bene, va bene, quindi una volta che abbiamo scoperto qual è la legge perfetta matematica per fare il regalo, La scienza dice che noi andiamo in musica, così lasciamo sedimentare tutta questa legge chimica, fisica matematica, mentologica che avete, perché anche io devo rispondere a Carlo per tono. Quindi andiamo in musica e ci troviamo subito dopo. Bene, siamo rientrati in studio, sempre qui con Carlo e Alberto, dove andranno a finire i palloncini. E io ho in mano il telefono aziendale. Perché? Perché arrivano i messaggi. Perché ricordiamo 380 19 33 500. Ma li hai sentiti prima? No, cioè io non è il mio compito filtrare questi messaggi. Aspetta che mi appoggio. Vai. Allora, dicevamo 380 19 33 500, la nostra WhatsApp line. Potete anche mandare dei messaggi vocali, un po' come hanno fatto l'altra volta le ragazze, le nostre ascoltatrici, che non si è poi capito da dove stessero chiamando, però va bene. Arrivano 2 messaggi, li ascoltiamo. Ciao Carlo, ciao Alberto, siete dei grandi, vi guardo sempre. Fabrizio da Roma. Cioè, da Roma, Cioè, da Roma. si è sentito un po' l'accento che era quello un po' rubato. Lo sapete, tipo è un amico tuo nascosto. Ma non ho amici che stanno a Roma, purtroppo. Tranne me. Tranne te, che ogni tanto vai a Roma per diretto. E poi c'è... Ciao ragazzi, sono Enrico da Cireale. Volevo dirvi che vi ascolto sempre e che siete grandi. Ciao. Ma spaziale. Hai capito? Ma veramente, cioè io pensavo che mi ascoltasse solo mia mamma. E invece no, ci ascoltano anche da Roma. Che da Roma? In streaming. Ci guardano sul sito, capisci? Ma tipo facciamoci degli applausi. Siamo bravi. Bravi. Anche Carmelo batte le mani, il nostro regista. Ciao Carmelo. Allora, faccio cambiare idea a tutti quelli che ci ascoltano. 92enne ha 107 mogli. Me lo ha detto Dio. 92enne ha 107 mogli. Ma... Vi giuro, aspetta, la farei vedere alla telecamera, ma non so se mette a fuoco. Ascolta, 92enne arriva a farsi 107 mogli. Come si chiama intanto questo signore? Come si chiama? Mohammed Bello Abubakar. Bello. Vabbè, perché è bello. Secondo me è bello, quindi ci sta, no? È considerato una delle figure più controverse della Nigeria. Il 92enne ha sposato 107 donne nel corso della sua vita, di cui 97 sono attualmente sue mogli. Il tutto senza avere nessun reddito significativo. Ma lì per religione / come dire, società la poligamia è consentita, no? Oppure è tipo sposo con te, divorzio con te, sposo un'altra, divorzio là. Fino a 4 mogli, se non mi ricordo male. Però 107 cioè, c'è scritto tutto e voglio proprio leggerti l'articolo, cioè non voglio mettere nulla di mio perché qualsiasi cosa potrebbe essere fuorviante. Bello ha sempre spiegato che ha sposato così tante donne. Mi fa morire che si chiama Bello questo dietro indicazioni divine, ma molti religiosi lo attaccano. L'uomo è finito nell'occhio del ciclone per la prima volta nel 2008, quando è venuto alla luce che aveva 86 mogli e circa 105 figli. E vabbè, con 86 mogli. Ma 150 figli? A 92 anni. No, nel corso della sua vita. Nel 2008 stiamo parlando. Ma un figlio, cioè 9 mesi per farne uno, quindi ne fai, diciamo, 3 in 2 anni. Con quante persone? Con 87. Mamma mia. Diversi imam musulmani lo avevano accusato di violare i precetti religiosi. L'Islam infatti consente sì la poligamia, ma è consentito avere un massimo di 4 mogli e solo a patto che sia in grado di provvedere a loro. 2 vincoli entrambi violati dall'uomo, almeno apparentemente. Ha detto che non ha reddito. Bello. Chiami Mohammed, per favore. Abubakar ha sempre calciatore. obiettato che il vincolo delle 4 mogli non è rilevante, perché nel Corano non è prevista nessuna punizione per chi ha più di 4 mogli. Ma se le ama tutte, come fa a fermarsi a 4? Esatto, e come arriva però a 97? Ho capito, ma l'amore è così, no? Non sai quando ti prende. Il tribunale della Sharia lo ha comunque fatto arrestare, imponendogli di divorziare da 82 delle 86 mogli. Certo, così rimane a 4. Prima di metterlo in libertà. Ma non solo
Abubakar ha ignorato l'ordine del tribunale, ma ha sposato diverse altre donne da allora. E nonostante l'età, l'uomo non ha intenzione di mettere fine ai matrimoni. Quello che sto facendo è divino, è una missione che continuerò a farlo fino alla fine, ha spiegato a un giornale locale. Bello, non incoraggia però altri uomini a seguire la sua strada. Un uomo normale, almeno, secondo lui, non potrebbe tener testa a più di 10 mogli. E lui è riuscito a superare le 100 solo per forza di Allah. Gli era scaricato da là, dice la colpa è sua, me l'ha detto lui. Quindi questo signore qui, 107. Alberto, tu a quanto vuoi arrivare nella tua vita? Ma io se arrivo a uno, già sarà tipo... Devo ringraziare Allah, Dio, Buddha, tutti, Maometto, qualsiasi cosa che abbia di divino. Quindi Carlo, abbiamo sforato tipo di 10 giorni. Sì. Noi andiamo un attimo in musica, però oggettivamente non saprei più come riprendermi. E quindi l'unica canzone che può dirti veramente quante mogli posso avere è 50.000. Dove andranno a finire i palloncini? Ritorna dopo il blocco 1, sia il blocco di rassegnati con la stampa, e ci arrivano un po' di messaggi ancora al 380 19 33 500. In realtà è una rettifica, perché il ragazzo di Roma che ha mandato il messaggio vocale prima, Fabrizio da Roma, dice: sto a Ciampino, non sto a Roma. Che Ciampino è un quartiere di Roma, capisci? Però lui non sta a Ciampino, sta a Roma. Dice: non chiamo da Catania, chiamo da San Gregorio. No, perché Ciampino in realtà è un quartiere di Roma. Da Ognina. Esatto, non chiamo da Catania, chiamo da Ognina, capisci? Ma che Roma. Ma perché facciamo arrivare tutti i messaggi? Cioè tutti? Non li possiamo noi diamo il numero, poi quello che succede. Allora. Siamo al blocco 2. Cosa succede di solito? solito? Di solito fino alla settimana scorsa succedeva una cosa anche abbastanza simpatica e piacevole, perché Alberto ci proponeva il suo cruciverba, aveva l'abbonamento alla settimana enigmistica, già Alberto ride. Poi cosa è successo? La settimana enigmistica mi ha strappato l'abbonamento. Gli ha strappato l'abbonamento. Io, signora settimana enigmistica, una cosa tra me e lei, se per favore glielo possiamo un attimo ripristinare. Allora Alberto cosa ha fatto? Ha detto: rimango senza hobby? No, non sia mai. E quindi si è messo a comprare i cuccioloni dell'Algida. E voi sapete che i cuccioloni sopra hanno le barzellettine, no? Comprane uno, comprane due, comprane tre. Ne ho comprati troppi. Quindi, cioè le scatole che costavano €1 ne ho comprati tipo 18.000. E quindi Carlo, io ti dico subito. Sì. Ma con le calze a rete la TV si vede meglio? Perché a rete, certo. Mamma mia. Ma un ottico balla solo lenti? Non credo, però. Allora, questa quando l'ho letta ho buttato il gelato direttamente. Vai. La salma è la virtù dei forti. La salma è la virtù dei forti. Ok. Ma all'opera bisogna andarci con un vestito intonato? Sì. Perché sennò poi sei fuori stona. tema, altrimenti. Perché sennò stona, capisci? Se il piatto piange, la roulette russa? Il piatto piange perché la roulette russa? Questa non lo so se io posso leggerla veramente. Perché si chiama sala parto se ha solo nuovi arrivi? Vabbè, dopo basta. Allora, se i miei calcoli sono sbagliati, speriamo che lo siano. Sono sbagliati, io qui cerco fogli, faccio cose, disegno. Sì. Andiamo in musica, ma per un lungo periodo. E ritorniamo subito dopo, salutando, ciao, baciando. Scusatemi. Perdono. Perché Carlo ha sempre qualcosa da raccontare. Ma io non so se posso reggere il ritmo adesso, capisci? Cioè, su un Intercity, sì. I milanisti picchiano. Perché l'Intercity. Musica. Dove andranno a finire i palloncini ritorna dopo questa pausa musicale molto lunga. Molto lunga, perché la gente purtroppo bisognava che si riprendesse dalla Cucciolandia, l'abbiamo chiamata così, no? Ma Rintintin. No, aspetta, questa Rintintin poteva cadere in Catalessi? Rintintin La cosa che mi fa più ridere è Carmelo. Che fa finta c'è di Carmelo, il nostro regista, che è messo lì che vuole ridere, però si spaventa. Cioè, non so se ridere o se assecondarti, perché dice: se rido lo assecondo, quello si prende di coraggio e continua. Se non rido, non lo assecondo, quello si prende di delusione e non continua. Che faccio? Faccio una risata, non la faccio. Si trattiene a stento. Cioè, a Carmelo piace. Piace che senso? A Carmelo piace. Questa rubrica a Carmelo piace. E adesso è giunto il momento, insomma, di parlocchiare. Sì. Parlocchiare, esiste questo termine? Non lo so, però lei è appena coniato. Mandiamo un'email alla Crusca. La Crusca tanto tempo libero ne ha, perché sta tutto il giorno a dire arancino. E capite che tra un Palermo e un palermitano e un catanese, capite bene che gli arancini le arancine, sì, lo conosco.
Quindi adesso c'è quella rubrica lì in cui adesso vado in giro per il mondo e vi racconto un po' di tutte quelle leggi un po' strane, un po' così bizzarre. Non mi veniva. Bizzarriche. Bizzarri giocavano nel Catania. Albano Benjamin, che trovo appunto in giro per il mondo. E adesso, di solito io parto dagli Stati Uniti, oggi invece mi mantengo in Europa. Parto dall'Europa e parto da Avignone, che si trova Avignon, in Francia. Bravo! Nel sud, nella Bretagna. È illegale. Io ormai i nostri ascoltatori lo sanno, io non me le invento. Basta. È illegale per un disco volante atterrare in città. Io non... Ma come, cioè nel senso, come fai a... Ci sono tipo le aiuole con il cane e il divieto, c'è l'UFO e il divieto. C'è l'alieno che dice no, qua no. Qua no, lettiti là. Se c'è una legge vuol dire che qualche UFO è atterrato e ha rotto qualche strada. Capace che, no, sei ignorante tu. Leonardo da Vinci aveva fatto quell'UFO, quella cosa, è atterrato vicino a Avignon e ha detto no, qua non gliela puoi mettere, eh? Così hanno fatto. Capo un assano euro per il disco volante. Il primo posteggiatore abusivo è nato ad Avignon. In Ohio, e ci spostiamo negli Stati Uniti, è vietato per una donna spogliarsi di fronte alla foto di un uomo. C'è una foto, nel senso che tipo è appesa. C'è la foto. Allora, di un qua uomo. in studio, come potete vedere, ci sono questi due pannelli con scritto Studio 90 Italia. Se noi mettiamo la nostra foto e qui una ragazza si vuole spogliare, non lo può fare. No, qui lo può fare. Esatto, qui lo può fare, era questo il punto. In Ohio non lo può fare. Concludo con le ultime due. Vuoi concludere? Sì, a Singapore, queste non so perché sia in questa rassegna, ma a Singapore è vietato il bungee jumping. Forse ci sono ponti alti. Pericoloso, non sì. pericolosi. Questa forse è la più sensata che io abbia letto In finora. 50, quante sono? 100? 44. 44, ho capito. In 44 è la più sensata. E chiudiamo con Hartford, siamo in Connecticut. Un uomo non può baciare la propria moglie di domenica. Maleducato. Perché domenica è il giorno sacro, in chiesa e tutti, allora il bacio, no? Perché poi... ragazzi. Allora, io qui ci ho scritto, Sì. dopo le leggi puoi mettere la canzone che vuoi. Quindi, che canzone vogliamo? allora, ti puoi scegliere Sì. tra una canzone che dura mezz'ora o 3 parole. 3 parole. Sole, cuore, amore. Andiamo in musica e poi rientriamo perché anche per questa volta mi sa che ce ne dovremmo andare. Dove andranno a finire i palloncini? Torna qui dopo questo pezzone scelto da Alberto. Ma non è vero, c'è stato un referendum popolare per Non si può dire referendum popolare, siamo in par condicio, Ma Alberto. la par condicio non credo comporti che non si debba dire abbiamo referendum. come sempre un solo modo per andare per Ok. aggirare la par condicio. Ok. Si può fare politica in radio? No, Noi non la faremo più, vero? sì. Abbiamo detto sì e no e Siamo a posto, anche per oggi. Però ogni giorno questa storia non può essere. Ma quando finisce? Ma il 5 dicembre parlo solo di referendum popolare, di Donald Renzi, Trump, di Renzi, tutta la politica. Tutto, sì, no. No, abbiamo detto Renzi che sì, quindi dobbiamo dire un del no. Ci vado. Ma non è sempre. Vabbè, comunque. Basta. Bene, dove andranno a finire i palloncini? Siamo qui ogni lunedì, mercoledì e venerdì a tenervi compagnia dalle 18 alle 19. Sì, noi come capite siamo sempre lì sul pezzo perché tra Cucciolandia, leggi, rassegnati con la Non stampa, ci facciamo mancare nulla. la musica scelta all'ultimo momento, cioè noi facciamo tutto con il cuore. in Sì, tutti i ma è sensi. molto. Allora, la cosa bella di questo programma è questo: c'è chiaramente una parte studiata, una parte ben approfondita. Ma poi ci siamo noi. Però poi siamo noi, così. Che facciamo? Musica? Quale scegliamo? Valerio Rossi, 3 parole. Si torna bambini nel 2003, quando ancora facevamo. 1800. No, nel 2003 c'era, sì, Valerio Rossi, me lo ricordo. Va bene, noi non ci rimane altro che salutare, quindi guardiamo un po' la telecamera, qualche cuoricino, qualche bacio. Sempre qui, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle ore 19. Vi ricordo come sempre 380 19 33 500 per interagire con noi e studio90italia.it per vederci. Ciao! Ciao!